Mentre continua il braccio di ferro tra Francia e Italia sull'accoglienza, i flussi della rotta balcanica premono sull'Isontino. Non bastano i posti letto a San Valeriano, decine migranti all'Addiaccio. I prefetti chiedono un hub sul Carso. La storia di speranza di Diallo, profugo del Mali, arrivato in regione a piedi dalla Grecia. 2 calci dati al pallone, visti dalla persona giusta, hanno fatto la differenza. Ora milita con il Monfalcone, racconta sogno la Serie A. 2 ciclisti investiti in poche ore in Friuli. Un 62enne è stato travolto da un'auto stamattina. A Udine, morto qualche ora dopo in ospedale, gravemente ferito un 51enne a Manzano. Si chiama Anin ed è il primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana alla scuola primaria. Lo stanno ricevendo 20.000 alunni di 247 istituti del territorio, iniziative dell'Arlef. Il direttore del Giro d'Italia Vegni sulla strada del Lussari per la crono del 27 maggio, intuizione visionaria di Cainero, tappa epica, dice, probabili mance si salirà solo con le moto. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando di migranti. Da un lato la rotta balcanica e le grandi difficoltà dei richiedenti asilo, decine di loro sono all'Addiaccio in questo momento nell'Isontino, ma poi anche una storia che dà speranza, che parla di sport e di integrazione. Ma partiamo dalla situazione che si sta vivendo nell'Isontino, una vera e propria emergenza che continuano, non sono sufficienti 40 posti letto che sono stati ricavati su disponibilità della Curia, ancora decine i migranti che trascorrono queste ore con temperature più rigide e sotto la pioggia all'Addiaccio. E così i prefetti di Gorizia e di Trieste hanno presentato a Roma al capo della polizia la loro proposta, quella di istituire un hotspot sul Carso. Mentre continua il braccio di ferro tra Italia e Francia sulle modalità di accoglienza dei profughi, col presidente Emmanuel Macron che definisce inaccettabile la decisione del governo guidato da Giorgia Meloni sulle ONG nel Mediterraneo, i flussi della rotta balcanica mettono sempre più sotto pressione l'Isontino. Decine di richiedenti asilo restano all'Addiaccio tra Gradisca di Sonzo e Gorizia. I 40 posti letto ricavati dalla Curia negli spazi parrocchiali di San Valeriano su richiesta della prefettura non sono sufficienti. Una cinquantina di migranti infatti è ancora in attesa di ricevere una sistemazione idonea. Nel frattempo si continua a bivaccare al Parco degli Eroi di Gradisca e nei pressi di Casarossa Gorizia. Una situazione difficile da accettare, soprattutto dal punto di vista umano, dal momento che decine di persone provenienti soprattutto dal Pakistan dormono all'Addiaccio e i mezzi di fortuna messi a disposizione da qualche cittadino non sono sufficienti per affrontare le rigide temperature della notte. È così che sul tavolo del capo della polizia Lamberto Giannini è arrivata la proposta dei prefetti di Gorizia e Trieste di istituire un hotspot a Trieste, lungo la fascia confinaria, per identificare più rapidamente i migranti ed evitare, in attesa che vengano presi in carico da qualche struttura di accoglienza, che continuino a bivaccare all'Addiaccio. Servono quindi in breve tempo strutture provvisorie per fornire accoglienza a bassa soglia ai migranti in transito dalla rotta balcanica. Il prefetto di Trieste Verdè questa mattina ha riunito nel palazzo di rappresentanza del governo i sindaci dell'area giuliana per verificare la disponibilità di spazi. Un incontro proficuo al termine del quale i primi cittadini hanno offerto la massima collaborazione, ma si sono riservati di indicare una scelta che possa trovare l'adesione di tutti. A fronte di tante storie difficili, ce ne sono altre a lieto fine, come il viaggio della speranza di Diallo, partito dal Mali, sbarcato in Grecia e da qua partito a piedi diretto verso la nostra regione fino a Monfalcone. 2 calci dati al pallone, visti dalla persona giusta per lui, hanno fatto la differenza. Ora Diallo sogna la Serie A. Riviviamo allora questa storia di sport e integrazione raccontata ieri sera durante la trasmissione di Telefriuli a tutto campo. Il Monfalcone è in testa alla classifica nel segno di Sekou Diallo, sei un 2003, giusto? 2003, sì. Sekou Diallo arriva a Monfalcone quando? 2020, agosto 2020 sono arrivato qua a Monfalcone.
sono maliano. Ho preso la barca da Libia verso la Grecia e dopo ho fatto tutto in piedi fino all'Italia. Viaggio che immagino non si dimentica. Non si dimentica, non si può dimenticare. Sei arrivato a Monfalcone in pratica, a Trieste e poi Monfalcone. Trieste e dopo Monfalcone, era il tempo del Covid, ho fatto 14 giorni di quarantena e dopo mi hanno portato qua alla comunità Cimavo. Mi sento bene lì, vado a scuola, è il terzo anno di scuola e finisco sto anno e vedremo cosa succederà. Cos'è per te il calcio, Secco? Il calcio è, posso dire, tutta la mia vita. Quando ero bambino giocavo nella strada con i miei amici, è diventato un sogno di diventare un calciatore. Con il mister Tonini, il primo giorno che mi ha visto giocare, mi ha detto di venire con lui ad imparare tanto. E sto imparando. Il presidente lo sa, dall'inizio della stagione abbiamo parlato. Il mio obiettivo è di giocare un giorno in Serie A. Questa è una storia bella di sport, ma anche umana. Un ragazzo comunque che viene da un paese molto lontano, il pubblico di Monfalcone e non solo, perché devo dire che anche sentivo del pubblico di Ronchi applaudirlo e questo mi fa molto piacere, insomma, ecco, vuol dire che l'integrazione possiamo farla, ecco. Proseguiamo con la cronaca. 2 ciclisti sono stati investiti nell'arco di poche ore in Friuli. Uno di loro, un 62enne, è morto all'ospedale di Udine poche ore dopo essere stato travolto da un'auto tra Piazzale Cella e via Ascoli. L'altro incidente invece è accaduto ieri sera a Manzano, grave, un 50enne. Non ce l'ha fatta il 62enne di nazionalità serba, ma da diverso tempo residente a Udine, che questa mattina tra Piazzale Cella e via Ascoli è stato investito da un 79enne alla guida di una Mercedes. Nonostante il tempestivo soccorso prestato dal personale sanitario del 118, l'uomo, che era in sella alla propria bicicletta, è deceduto in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro, mentre l'automobilista potrebbe ora essere indagato per omicidio stradale. Un altro ciclista di 51 anni era stato investito ieri sera alle 18:30 a Manzano, nei pressi della rotonda che porta a Percoto. Per cause ancora in corso di accertamento dei carabinieri, una Lancia Y lo aveva urtato mentre era in sella alla sua bicicletta. Sul posto era intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormossa e l'elisoccorso. L'uomo era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Dell'impatto aveva riportato gravi lesioni, in particolare un trauma cranico. Non sarebbe però in pericolo di vita. Una donna è stata aggredita questa mattina da un uomo nella zona del Termina degli Studenti in via della Faula a Udine, un episodio i cui contorni restano ancora da chiarire. Difficile infatti al momento comprendere i motivi che abbiano spinto l'aggressore a prendersela con la donna, che dopo essersi ripresa dallo shock ha richiesto l'intervento dei carabinieri. L'aggressore potrebbe essere lo stesso che 2 settimane fa, dopo numerose denunce sporte, era stato fermato dalla polizia. Sono ancora senza esito le ricerche di Raffaele Conserva, l'86enne di Cinto Cao Maggiore, di cui non si hanno più notizie ormai da sabato 5 novembre. Oggi la decisione, a partire da domani, di interrompere il presidio notturno dell'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco, allestita in piazza Concordia a Chions, vicino alla chiesa di San Giorgio. Le ricerche dell'anziano proseguiranno comunque, riprenderanno domani mattina alle prime luci dell'alba. Oggi in campo c'erano una dozzina di volontari delle squadre comunali di protezione civile di Casarsa, Fiume Veneto, Prata di Pordenone, Sesto a Reghena e Valvasone a Arzene. Si sono avvicinati ad una donna di 46 anni di Tricesimo. Con estrema scaltrezza l'hanno strattonata per poi rubarle il portafoglio. 2 cittadini, un uomo e una donna, probabilmente di etnia rom, sono stati ostacolati da un passante a quel punto che hanno lanciato il portamonete e sono fuggiti. La rapina impropria si è consumata nella tarda mattinata di oggi nei pressi dell'ospedale civile di Udine.
Reclutava ragazze in Albania per farle prostituire, è stato arrestato a Trieste. I carabinieri della stazione di Basovizza durante un controllo hanno rintracciato e arrestato un quarantenne cittadino albanese soprannominato il Pelato mentre cercava di raggiungere il proprio paese. A suo carico pende un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per fatti commessi a Bologna nel 2013. Aveva reclutato in Albania ragazze che aveva fatto arrivare in Italia con la promessa di un lavoro stabile, invece le costringeva a prostituirsi. Il caro bollette impatta sull'occupazione del terziario. Un'indagine realizzata da Confcommercio Pordenone mette in evidenza i punti critici, ricezione e food, i settori più colpiti, e la burocrazia frena l'efficientamento energetico dei locali. Riduzioni di orario e licenziamenti, difficoltà a reperire i finanziamenti per far fronte ai costi, serrande abbassate, soprattutto in periferia. Sono questi alcuni aspetti che emergono dall'indagine sull'impatto dei costi energetici nel Friuli occidentale realizzato da Ascom Pordenone, al quale hanno risposto oltre 200 negozianti. Abbiamo picchi sulla ricettività, con una media di bollette che arriva fino a 7.000 euro al mese. Tutto il comparto food, cioè l'alimentare, sono quelli che stanno adottando politiche purtroppo di restrizione sulle risorse umane, con riduzione dell'orario di lavoro, purtroppo mancati rinnovi dei contratti e in certi casi già stiamo vedendo dei licenziamenti. Per contenere i costi il 40% dei commercianti ha ridotto l'illuminazione, il 12% ha alzato i prezzi. Complicate le contromisure per l'efficientamento energetico, 7 imprese su 10 non lo hanno in programma, ma chi vorrebbe farlo è ostacolato dalla burocrazia. Il commercio è insediato presso i centri storici, è insediato presso immobili di pregio, pensiamo agli alberghi, pensiamo ai ristoranti, che hanno notevoli vincoli. Numeri e dati che finiranno in prefettura a Pordenone e poi a Roma con richiesta di intervento urgente da parte del governo. La problematica è enorme e va affrontata in maniera veloce. Mi pare che in questo senso il governo si stia attivando, ma purtroppo per le aziende e per l'economia non è mai troppo presto in questo caso. Più le imprese sapranno investire in competenze digitali, più avranno benefici dal punto di vista del risparmio energetico e dell'organizzazione aziendale. Su questo fronte ci sono delle evoluzioni positive anche in regione, ma la strada da fare è ancora molta, come emerso in un convegno della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Il percorso di digitalizzazione delle imprese italiane, soprattutto di quelle dimensionalmente meno importanti, è ancora in salita e altrettanto impegnativo è quello legato alle competenze 4.0 di cui l'Italia ha drammaticamente necessità per accorciare del tutto in parte il gap che la separa dai principali competitors europei. E quanto emerso nel corso del convegno promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine alla LEF, la fabbrica modello per l'industria 4.0 di San Vito al Tagliamento, in materia di tecnologie digitali collegate ai consumi energetici in ottica di sostenibilità. Noi siamo nelle nostre organizzazioni sempre molto ricchi purtroppo di sprechi. Ecco, in tempi come questi non possiamo più permetterci. Le nostre aziende hanno investito in tecnologie in una percentuale molto alta, stiamo parlando più del 50%. Ecco, quante stanno veramente valorizzando i dati e questo oro, come viene chiamato, all'interno delle loro organizzazioni, questa è una percentuale molto più bassa. Il nostro obiettivo è quello di incrementare, di far crescere proprio questa parte di aziende. Un meeting svoltosi in un luogo iconico, di cui l'ente camerale è socio, poiché ha dato i natali, percorrendo i tempi al piano Impresa 4.0, booster cruciale nell'avvio del processo di trasformazione digitale delle imprese italiane e del conseguente mutare dei modelli di business, come ha ricordato il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni D'Apozzo. Nel corso del convegno sono stati portati esempi di buone pratiche con un focus sulla rete dei punti di impresa digitale. Nasce a Udine il secondo bosco urbano con 3.271 piante che in 20 anni assorbiranno oltre 600 tonnellate di anidride carbonica. L'intervento è stato possibile grazie al sostegno dei privati. 3.271 piante di differenti specie arboree e arbustive sono il patrimonio del nuovo bosco urbano che sorge nella periferia est del comune di Udine.
La nuova area verde consentirà di assorbire fino a 622 tonnellate di anidride carbonica in 20 anni e fino a 762 kg di PM10 all'anno, restituendo all'ambiente fino a 456 tonnellate d'ossigeno in 20 anni. Questo è il secondo che facciamo in città, un terzo verrà realizzato il prossimo anno nella zona dell'ex caserma Piave, a sud della città di Udine. Una volta demolita la caserma si passerà, quindi penso prossima primavera, a questa fase di un altro bosco. Con questo intervento Arbolia realizza il suo secondo bosco urbano in Friuli Venezia Giulia, grazie alla collaborazione con il comune di Udine e al sostegno di due grandi aziende sensibili ai temi della sostenibilità ambientale come Accenture e Genertel, la compagnia assicurativa diretta di Generali. Questa non è una semplice donazione, ma è il risultato anche di un nuovo modo di fare il business assicurativo, una visione del business assicurativo centrato sull'uso sapiente e diffuso di tecnologia. All'interno di questo modo di vedere l'assicurazione si inserisce Be Good, che è il nostro programma di social responsibility, il quale prevede per il cliente la possibilità di accumulare punti che poi noi convertiamo in donazioni monetarie. Più boschi urbani e magari anche più biciclette. L'assessorato regionale all'ambiente ha presentato il nuovo bonus regionale per i residenti del Friuli Venezia Giulia che acquistano bici muscolari e e-bike. Verrà erogato dal 23 gennaio, prevede uno sconto del 30%. Il click date è fissato il 23 gennaio e tramite il portale della regione sarà possibile chiedere il contributo per l'acquisto di una bici elettrica o muscolare. Il bonus era stato sospeso per un periodo in quanto mancavano fisicamente le bici nei negozi. È un'iniziativa che già c'era, l'abbiamo un po' rispolverata e adeguata ai tempi, mettendoci qualcosa in più per le bici elettriche e aggiungendo anche le biciclette normali che magari su Trieste ci avrà un po' più di difficoltà viste le salite, ma magari nel resto della regione, specie nella pianura friulana, avranno molto successo. L'acquisto è valido per i mezzi fatturati dall'11 novembre 2022, servirà chiaramente lo SPID o l'identità digitale per accedere al portale, saranno predisposte le domande con le dichiarazioni che dovrà compilare il venditore del mezzo, già scaricabile, e quella dell'acquirente che verrà invece caricata prossimamente essendoci ancora tempo. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi pari a 900.000 euro della regione più 50.000 euro della Camera di Commercio. Al momento non sono rifinanziati e sono pari a circa 3.000 domande. Il contributo prevede il 30% del costo fino a 200 euro per le bici muscolari e 300 per quella elettrica. È poi previsto un fondo di 100.000 euro per le domande del 2019, circa 500 rimaste sospese. Prima neve autunnale sulle cime del Friuli Venezia Giulia dopo i fiocchi caduti il 17 settembre. Le piogge e le basse temperature degli ultimi giorni hanno portato ad imbiancare nuovamente le principali veti della regione come lo Zoncolan, il Lussari, il Varmost, la catena montuosa intorno a Sella Nevea tra lo Fuart Montasio e il Canin. Nulla di spropositato, ma una spolverata bianca di buon auspicio in vista dell'imminente stagione turistica invernale. L'apertura degli impianti di risalita nei poli sciistici della regione è fissata per giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. La chiusura invece è stata annunciata al 21 marzo 2023, ad esclusione degli impianti del polo di Sella Nevea che dovrebbero rimanere in funzione fino al 10 aprile. Martedì prossimo intanto aprirà la prevendita al pubblico degli ski pass scontati, le promozioni online termineranno domenica 4 dicembre. Ed ora parliamo del primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana dedicato alle scuole primarie. Si chiama ANIN ed sarà distribuito gratuitamente a 247 scuole per un totale di oltre 20.000 alunni le cui famiglie hanno scelto appunto l'insegnamento della lingua friulana. A 11 anni dall'introduzione del regolamento che ha dato attuazione alla legge regionale sull'insegnamento della lingua friulana in Friuli Venezia Giulia, arriva il primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana nella scuola primaria.
è Anin, diviso in 2 volumi, dedicato uno al biennio e l'altro al triennio. Il progetto segna una svolta importante per l'insegnamento del friulano alle nuove generazioni. Il friulano sta avanzando come gradimento da parte della popolazione, tant'è che abbiamo l'80% dei genitori che sceglie per i propri figli l'insegnamento della lingua friulana nelle zone chiaramente friulanofone. Anin 1 e 2 si presentano con una grafica moderna e trattano argomenti di geografia e storia con elementi di letteratura friulana, riflessioni linguistiche in lingua inglese e riferimenti interdisciplinari per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il bambino trova corrispondenza tra la grande storia insegnata in italiano e la storia sua locale, l'importanza delle fonti anche sul territorio fatta in friulano. I progetti sul friulano danno il senso di una comunità e del suo radicamento. La strada da fare è ancora lunga. Sicuramente è stato fatto moltissimo, però se si parla di scuole, di contesti plurilingue, il lavoro da fare è sicuramente ancora molto. Il Coordinamento Nazionale delle Commissioni per le Pari Opportunità delle Regioni Italiane si è riunito oggi a Trieste. Il Friuli Venezia Giulia resta il nodo della doppia parità di genere per le elezioni regionali. Innovare, migliorare, far crescere le commissioni pari opportunità. Il coordinamento delle conferenze nazionali si è riunito questa mattina per la prima volta nell'aula del Consiglio regionale di Trieste per fare il punto sul futuro. Questo appuntamento è stato molto importante perché con le presidenti delle commissioni pari opportunità stiamo cercando di rafforzare moltissimo il protagonismo delle commissioni, le azioni positive a sostegno e a supporto di un cambiamento veramente effettivo delle condizioni delle donne nella vita della comunità. L'assessore regionale Alessia Rosrena ha preso parte al dibattito iniziale specificando come le commissioni siano uno strumento e non un fine attraverso il quale raggiungere l'obiettivo dell'uguaglianza di genere. Le proposte verranno quindi ascoltate dalla Giunta. Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha sottolineato come in questi incontri servano ad innovare. Quindi portare a quei valori di convivialità, possibilità di costruire politiche di genere che siano politiche che portino a uno sviluppo e un progresso della nostra comunità, non solo regionale ma anche nazionale. Restano poi i limiti ancora esistenti in FVG. Anche in regione nostra abbiamo ancora qualche piccola richiesta che deve essere assolutamente portata a termine, come per esempio la doppia preferenza che oggi in questo dibattito è emerso tante volte. Il Movimento per la difesa del cittadino di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, oltre a varie associazioni di risparmiatori danneggiati dal default degli istituti bancari tra il 2015 e il 2018 e numerosi loro avvocati, hanno chiesto oggi a Governo e Parlamento, con una lettera unitaria, di intervenire per porre rimedio a più complicazioni non risolte in sede di distribuzione delle risorse del fondo di indennizzo dei risparmiatori. Nel dettaglio chiede di intervenire sulla concessionaria per i servizi assicurativi pubblici, la CONSAP, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui è stato demandato il compito di gestire le domande di indennizzo e ancora di velocizzare e portare a termine l'esame delle domande di accesso al fondo, ad oggi ancora in fase di istruttoria, e di dirimere la situazione di soggetti che hanno commesso errori nel dichiarare il proprio patrimonio o reddito, venendo per questo esclusi dalle prestazioni. Il Movimento Difesa del Cittadino chiede infine che la somma residua dopo la ripartizione delle risorse, il 30% del valore d'acquisto delle azioni azzerate e il 95% delle obbligazioni, corrispondente a circa 500 milioni, sia ulteriormente ripartita tra i risparmiatori e di convocare il tavolo tecnico in precedenza istituito presso il MEF per affrontare questi temi ed altre varie ed eventuali questioni in questa materia. L'azienda vitivinicola Villa Russiz ha presentato 3 nuovi vini nel giorno di San Martino con un evento a pagamento il cui intero ricavato è andato alla casa famiglia gestita dalla fondazione che accoglie bambini e giovani in difficoltà.
Abbiamo accettato oggi di fare questo in quanto creando un grande evento. Oggi ci saranno qui parecchie persone, naturalmente a pagamento, che degusteranno i nostri vini e tutto il ricavato andrà in beneficenza a favore della Casa Famiglia, che è il nostro primo scopo. Voi tutti sapete che è una fondazione Villa Rusiz, il cui scopo è fare vini per far star meglio i ragazzi meno fortunati degli altri, diciamo così. Per cui abbiamo presentato le nuove bollicine. Voglio solo ricordare che nei tempi che furono i vini di Villa Rusiz erano a tutte le corti europee dei nobili, dei re, per cui un vino già a suo tempo molto apprezzato e di grande qualità. In quest'ultimo anno abbiamo fatto un lavoro fortissimo sui mercati, abbiamo raggiunto già dei livelli molto importanti con la conferma di oltre 120.000 bottiglie nel mercato italiano. Stiamo lavorando tantissimo per aumentare l'export e in questi ultimi mesi siamo riusciti ad aumentare e penetrare in nuovi mercati molto importanti, fra cui l'Austria, la Germania, la Gran Bretagna, l'Azerbaijan, la Polonia. E stiamo per concludere un altro contratto molto importante di riconferma per il mercato americano. Il concerto di Paolo Fresu ha riempito sabato sera il Teatro Zancanaro di Sacile nell'ambito del Volo del Jazz. Il trombettista ha illustrato anche un progetto video realizzato con il regista friulano Ferdinando Vicentini Orgnani. Teatro Zancanaro di Sacile sold out sabato sera per Paolo Fresu, il jazzista italiano oggi più acclamato e noto anche all'estero, protagonista in quartetto di uno dei concerti più attesi della 18ª edizione del Volo del Jazz organizzato dal Circolo Controtempo. Sul palco, con il pianista Dino Rubino, il contrabbassista Marco Bardoscia e il bandoneonista Carlo Maver, il trombettista sardo ha presentato il suo nuovissimo album, uscito da qualche settimana, Ferlinghetti, disco colonna sonora del docufilm The Beat Boom, dedicato al grande poeta americano e padre della Beat Generation, realizzato dal regista friulano Ferdinando Vicentini Orgnani, del quale è stato mostrato un trailer. È proprio di questo lavoro, che sarà presentato in anteprima a fine mese al Torino Film Festival, che suggella una collaborazione ventennale, Fresu e Vicentini Orgnani hanno parlato prima del concerto. Con una formazione in acustico, Fresu, sostenuto da straordinari musicisti, ha presentato non solo il progetto di una colonna sonora, ma la sua personale visione della Beat Generation. E venerdì allo Zancanaro ancora musica internazionale. Sarà la volta di Richard Bona al Volo del Jazz, il grande bassista cubano di fama mondiale che suonerà in trio. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo, poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.